A noi viene spesso chiesto di fare la polizza cyber risk e dietro questo nome, polizza cyber risk, c'è un mondo, c'è un percorso di maturazione, un percorso che le aziende devono affrontare insieme a dei consulenti specializzati per arrivare a stipulare la polizza, che permette all'azienda di avere un supporto finanziario e non solo nel caso succeda un incidente digitale. Il rapporto Clusit lo dice in maniera abbastanza chiara. La tecnica di attacco più frequente è il cosiddetto denial of service, un attacco che è facile scatenare nei confronti di un'azienda, però ci si arriva di solito da delle email, anche con delle email di phishing. Queste sono le tecniche di attacco più frequenti. Io parlo però di incidenti digitali, cioè non c'è solo l'attacco dall'esterno, ma c'è anche il guaio provocato dall'interno, che è altrettanto grave, che non viene denunciato e di cui abbiamo pochissima contezza. Queste a grandi linee, il nome che sentite, che leggete sui giornali, è ransomware, però ci sono anche le disfunzioni dei sistemi cloud, come Google ha combinato un paio di settimane fa, ha cancellato l'intera infrastruttura virtuale di un'azienda. Anche quello è un incidente informatico e capita più frequentemente di quello che si pensi. Intelligenza artificiale non è un'intelligenza, è un velocissimo computer aggregatore, un grande aggregatore e analizzatore di dati. Sì, esistono le intelligenze artificiali cattive e buone, perché nel creare l'intelligenza la si istruisce, si danno delle regole etiche, infatti sono ricercati filosofi e gli psicologi per costruire i modelli linguistici su cui è basata un'intelligenza artificiale. Poi le dico che cosa fare. Se le dico attacca o hai tutte le tecniche di attacco e sferra un attacco informatico, lei lo fa. Ci sono già stati i primi esempi, dall'altra parte ci può essere l'intelligenza buona che mi difende. Però, ripeto, è improprio parlare di intelligenze, non sono creative, sono computer molto veloci, con dei modelli di linguaggio che sono in grado di fare analisi e eseguire operazioni. A noi rimane la parte creativa, quella non è delegata. Quando si parla di intelligenza artificiale generativa, aggrega solo delle informazioni provenienti da altre cose, da musica, da immagini. Può aiutarmi, per esempio, in una diagnosi medica, ma la diagnosi la faccio io, dottore, perché posso intuire quello che mi sta dicendo la radiografia e gli elementi che vengono messi, diciamo, in luce dal aver analizzato miliardi di immagini radiografiche, e questo lo può fare l'intelligenza artificiale. La formazione è la cosa sulla quale si investe meno in Italia, è brutto dirlo ma è così. Le aziende tendono a non preoccuparsene finché non gli capita o non capita delle aziende vicine. Adesso gli incidenti digitali ne stanno capitando talmente tanti che le aziende stanno incominciando adesso a preoccuparsene. Tenete conto, io professionalmente ho fatto la prima polizza cyber nel 2001, sono passati 23 anni, adesso c'è la richiesta di ma come facciamo a reagire, ma come facciamo a prepararci, possiamo avere la polizza, come possiamo formare i dipendenti. Questo c'è nelle medie e grandi, nelle piccole è ancora quasi tabù. Si investe poco, sta arrivando l'Europa e in questo caso dico per fortuna a dire guardate, il percorso di miglioramento e di maturazione digitale dovrebbe passare prima di tutto attraverso la formazione del personale non tecnico. Io dico spesso che la sfida è la governance del digitale, non è la rivoluzione digitale o l'industria 4.0, quella compriamo la tecnologia e la applichiamo, ma dobbiamo sapere governarla e gestirla, perché se non funziona e non abbiamo il piano B, ci fermiamo. Gli accorgimenti che un'azienda può prendere per difendersi o comunque avere una certa conoscenza, si dice in inglese awareness digitale. Innanzitutto deve capire che cosa ha in casa,
e come si sta difendendo. È come avere le linee produttive e l'impianto antincendio. So che cosa ho in casa e come lo sto difendendo. Stessa cosa nel digitale. Ho fatto il cosiddetto asset inventory, purtroppo digitale parla inglese, ovvero l'inventario delle mie apparecchiature digitali, della mia infrastruttura, compreso software, perché se non l'ho fatto non so quali possono essere i miei punti deboli. Dopo di questo ci sono degli strumenti tecnici con i quali posso verificare la mia postura digitale, il mio grado di sicurezza sia interna che esterna, e sono degli step, come capite, non si risolvono in una settimana e neanche in un mese. Dopodiché, fatto questo, posso migliorare. Posso avere i sistemi antivirus ma non sono più sufficienti sui computer, il firewall ma non è sufficiente, deve essere gestito di un certo tipo che mi difende l'infrastruttura. Devo avere chi mi avverte che mi stanno attaccando, perché potrebbero attaccarmi, starsene zitti, riuscire nell'attacco e studiarmi per mesi o anni. Quindi dovrei essere sorvegliato da un terzo o avere una struttura in grado di dirmi guarda che sta succedendo questo. Poi viene l'assicuratore. La polizza assicurativa dà di solito dei servizi di emergenza, perché in caso di incidente io normalmente non so chi chiamare, che intervenga immediatamente in azienda da me. Ci vuole il cosiddetto crisis team, chi fa l'incident response, sono degli specialisti, li forniscono gli assicuratori, me li pagano gli assicuratori. Ho il numero di telefono H24 365 giorni all'anno come disponibilità, mi paga i costi che io sono costretto a sobbarcarmi nell'immediatezza, che sono analisi di ciò che è successo, risposta degli avvocati perché di solito ci sono in mezzo, raccolta delle prove da fornire alle autorità e all'assicuratore, ripristino dei dati e dei sistemi, e sono cose che costano. Mi rimborsa anche la mia perdita di profitto lordo che viene dal fermo di attività. Tenete conto che mediamente in un incidente grave si parla di una ripresa in 7 giorni. La domanda che l'azienda dovrebbe farsi è: io posso fermarmi 7 giorni? E fermarsi intendo azienda spenta, perché quando c'è l'incidente grave viene spento tutto? E quanto mi costa? L'assicuratore mi supporta dal punto di vista professionisti, finanziario, non è risolutivo, io devo essere pronto, altrimenti anche la miglior polizza funziona male.